È stato inaugurato oggi a Pavia di Udine il nuovo stabilimento di FibraNet alla presenza della Presidente della Regione Deborah Serracchiani, un esempio dell'economia del Friuli Venezia Giulia che funziona e sa crescere nonostante la crisi. L'azienda friulana, che ha seguito negli ultimi anni con tenacia la strada dell'innovazione e della ricerca, ha assunto di recente 4 dipendenti e si accinge ad assumerne altri 2. Si tratta di segnali davvero positivi che, come ha affermato la Presidente, sono il frutto dell'atmosfera giovane e dinamica che si respira nello stabilimento. Oggi questa inaugurazione, ha sottolineato ancora Serracchiani, ha offerto all'intera comunità regionale l'occasione per respirare una boccata d'aria animata dall'ottimismo che caratterizza gli imprenditori, che hanno deciso di investire molto nella ricerca e nell'innovazione. FibraNet lo ha fatto in maniera decisa e propone al mercato dell'edilizia, in particolare a quello del consolidamento delle strutture, una tipologia di rete in fibra di vetro destinata a sostituire quelle tradizionali elettrosaldate, più resistente nel tempo.